Benvenuti a questa meditazione guidata, un'esperienza unica che combina il suono sacro del tamburo con un viaggio interiore. Questa meditazione è stata progettata specificatamente per chi soffre di sintomi persistenti nociplastici. Ma cosa significa nociplastico? Quando parliamo di dolore nociplastico, ci riferiamo a un tipo di dolore che non è causato da un danno fisico evidente, ma da una ipersensibilità del sistema nervoso. È come se il sistema nervoso fosse in allarme continuo, amplificando i segnali di dolore anche in assenza di un pericolo reale o di un danno ai tessuti. Questo tipo di dolore è comune in condizioni come la fibromialgia, il mal di testa cronico o il dolore post-operatorio persistente. La buona notizia è che il sistema nervoso può essere ricalibrato e riportato a uno stato di equilibrio. La meditazione sciamanica, con il suo potere di rilassare la mente e riconnettere con la saggezza interiore, è uno strumento potente per aiutarti in questo processo. Il tamburo che sentirai durante questa meditazione ha un significato speciale. Il suo ritmo richiama il battito del cuore e della terra e questo suono costante agisce come una guida per il tuo sistema nervoso. Ti aiuterà ad entrare in uno stato di rilassamento profondo, dove il corpo e la mente possono iniziare a rilasciare la tensione accumulata, ritrovare la loro armonia naturale. Se soffri di dolori o sintomi persistenti e ti senti bloccato in un ciclo che non ne esci più, questa meditazione è un invito a lasciarti andare, a scoprire nuove risorse interiori di calma, forza e guarigione. Ora trova una posizione comoda. Puoi sederti o sdraiarti in un luogo tranquillo dove non sarai disturbato. Chiudi gli occhi e inizia a respirare profondamente. Inspira ed espira lentamente. E ancora una volta, inspira profondamente ed ispira lentamente. Con ogni respiro permetti al tuo corpo e alla tua mente di rilassarsi sempre di più. Immagina davanti a te adesso un sentiero che si apre lentamente. Questo sentiero ti conduce verso un luogo sacro, un luogo che solo tu conosci. Osserva i dettagli del sentiero. Senti il terreno sotto i piedi. Osserva gli alberi, i fiori e le rocce intorno a te. Inspira aria fresca ed espira aria calda che ti rilassa il corpo e la mente. Ad ogni passo in questo sentiero ti sentirai sempre più calmo, sempre più presente e sempre più aperto. Continua a connetterti con il tuo respiro. Inspira ed espira lentamente. Lascia fluire adesso il respiro senza controllarlo in alcun modo. Continua a visualizzare che sei in questo sentiero e stai camminando lentamente
Noti davanti a te un portale. Potrebbe essere una grotta, un arco di luce o un grande albero cavo o qualsiasi immagine che la tua mente ti offre in questo momento. Questo portale è l'ingresso verso un luogo sacro, il mondo dello spirito. Quando ti senti pronto, attraversa il portale con fiducia. Una volta attraversato, ti trovi in un luogo speciale, il mondo inferiore, un regno di radici profonde, saggezza e connessione. Osserva ciò che ti circonda adesso. Nota i colori, i suoni, le forme e le tue sensazioni corporee. Questo è uno spazio sicuro e protetto, dove puoi esplorare e ricevere ciò di cui hai bisogno. In questo luogo sacro senti una presenza che si avvicina a te. È una guida spirituale, pronta a incontrarti. Potrebbe essere uno spirito animale, una figura luminosa o un'energia che percepisci con chiarezza. Adesso nota chi o cosa appare davanti a te. Puoi comunicare con questa guida. Chiedi il loro nome e chiedi quale messaggio o dono vogliono offrirti oggi. Ascolta con il cuore aperto. Ogni immagine, ogni parola o sensazione che ricevi è perfetta per te in questo momento. Non c'è bisogno di giudicare o analizzare nulla. Semplicemente accogli quello che ti arriva. Ricevi il loro messaggio. Senti la loro presenza. Lascia la tua guida che ti mostri ciò che devi sapere. Se la tua mente si distoglie dal momento presente, segui il ritmo del tamburo per riconnetterti al tuo io interiore. Rimani in ascolto. Non c'è bisogno di giudicare o analizzare nulla. Rimani dolcemente in ascolto.
Una volta che hai ricevuto il messaggio, se hai altre domande, questo è il momento di farle alla tua guida. Chiedi con chiarezza se un aspetto della tua vita non è chiaro a te. Chiedi supporto o semplicemente rimani in questa energia. Senti la connessione con questa guida e sappi che puoi tornare da loro o da questa guida ogni volta che ne avrai bisogno. È tempo di tornare al momento presente. Ringrazia la tua guida per la sua presenza, il suo aiuto e il dono che hai ricevuto. Senti adesso con gratitudine nel cuore questa energia che ti prepara a tornare indietro in questa realtà, in questa dimensione. Immagina di camminare di nuovo verso il portale da cui sei entrato. Attraversalo portando con te la saggezza e la forza che hai raccolto. Questa saggezza e forza sta dentro il tuo cuore e lo puoi sentire ad ogni battito. Bene, ora sei di nuovo sul sentiero sacro. Ad ogni passo continua a camminare. Senti come il tuo corpo si radica sempre di più nella realtà presente. Senti il tuo respiro. Senti il tuo corpo e il suono del tamburo che ti guida dolcemente nel qui e ora. Inspira profondamente ed espira lentamente. Comincia a muovere delicatamente le mani, i piedi. E quando sei pronto, apri gli occhi. Porta con te la pace e la forza che questa connessione che hai trovato oggi durante questo viaggio sarà sempre collegata dentro di te. L'unica cosa che dovrai fare è connetterti col battito del tuo cuore. Se soffri di dolori persistenti o di sintomi persistenti, ti invito a fare questa meditazione una volta al giorno per un mese. Se hai bisogno di ulteriore supporto, visita il link in descrizione. Per adesso è tutto. Io sono Alessio Veneziano, terapista e fondatore del metodo Neurobalance. A presto e ci sentiamo e vediamo nei prossimi video.